Era mia madre che ci teneva moltissimo a ritrovare il corpo. Io l'unica cosa spero solo di trovarla per poterla mettere vicino e chiudere questo cerchio che è abbastanza logorante. Paolo Noventa torna a sperare e lo fa per la madre Ofelia, morta 3 anni fa, invocando il nome di Isabella, uccisa da Freddy Sorgato, con la sorella Deborah e la tabaccaia Manuela Cacco. Spera che i resti trovati lo scorso 30 gennaio in una sorta di discarica in via della Chimica Marghera siano quelli di Isabella, la segretaria di Albignasego, uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La Procura di Venezia ha avviato una serie di accertamenti sulle ossa, un cranio, un femore, il bacino, alcuni resti della cassa toracica e della spina dorsale. Il DNA di questi resti sarà comparato con quello di Isabella Noventa, ma per avere i risultati ci vorranno settimane. Non solo la famiglia di Isabella spera di avere delle risposte, è l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, a ricordare che nel febbraio del 2016 sparì senza lasciare traccia dalla sua casa di Cazzago di Pianiga Florina Simeon, 24 anni. La giovane donna portava peraltro il 38 di scarpe e un paio di sneaker di quello stesso numero è stato ritrovato proprio accanto ai poveri resti in via della Chimica. Strade aperte, insomma. Intanto dal carcere Freddy Sorgato avrebbe chiesto di vedere il suo avvocato per capire se il ritrovamento dei resti possa o meno aver cambiato la sua posizione.